sono Antonello. Mi presento. Quante volte vi è capitato di andare in viaggio, fare un'esperienza incredibile, di entrare a casa e condividerla con gli amici e con una cena? E se questa esperienza vi potrebbe portare a guadagnare, Make Your Experience è il primo portale di booking delle esperienze. Quando pianifichiamo, il problema è che quando pianifichiamo un viaggio solitamente dobbiamo, per come prime cose, in automatico, il volo, l'alloggio, scusate, poi ci voleva sicuramente il drammatico, non so come vediamo. Allora. La difficoltà è che scegliere le attività da svolgere, la difficoltà è che trovare tutte le attività che mi piacerebbe svolgere in un unico sito è molto difficile. La soluzione che Make Your Experience ha pensato è quella di portare in un unico portale tutte le esperienze che un utente fa e le pubblica attraverso i video. Attraverso quindi l'utilizzo di video piuttosto che delle immagini, che abbiamo notato attraverso la ricerca che abbiamo fatto, danno un maggiore coinvolgimento e quindi una maggiore predisposizione all'acquisto, un acquisto emozionale, posso dire. Come funziona? L'utente va a farsi la sua esperienza, si fa il suo video, entra dentro il sito dove è già profilato, la porta all'interno, la carica all'interno del proprio profilo e dopodiché comincia a spammare all'interno di tutti i canali social, perché questa idea gli può portare dei soldi, delle remunerazioni. In che maniera? Ok, no, faccio vedere un attimo prima. Questo è il mercato, quindi dalla parte della vista dell'utente, l'utente sceglie che cosa vuole fare, ad esempio sceglie l'attività di buggy jumping, entra all'interno del profilo all'interno della sezione con tutti i video dedicati al buggy jumping, seleziona un video, lo guarda e quando guardate questi video come tanti altri sicuramente qualche emozione ve la lascia. E questa emozione può tramutarsi in lo voglio fare subito e quindi lo posso prenotare. Perché scegliere noi? Perché tramite ogni acquisto ogni acquisto effettuato attraverso il proprio profilo, gli utenti, come ho detto prima, accumuleranno dei crediti che verranno suddivisi in questa maniera. Quindi acquisto il profilo, scusatemi. Allora, acquisto il pacchetto, il 90% va a finire all'attività, il 10% viene ripartito in questa maniera, il 6% al sito e il 4% viene dato all'utente. L'utente si divide in due casi. Se l'utente è un utente con partita IVA, glielo ridiamo in soldi. Questo può essere interessante per le strutture ricettive. Mentre se l'utente non ha partita IVA, noi gli diamo dei punti. Arrivato a tot punti potrà vincere a sua volta un viaggio e quindi ha l'incentivo di pubblicare e così via. Magari più avanti poi riuscirà a crearsi una rete tale che si apre la partita IVA perché ottiene una rendita mensile. Il mercato naturalmente dove andiamo a scontrarci è un mercato molto grosso, cioè diciamo, un volume d'affari di 15.000 miliardi. All'interno di questo mercato abbiamo trovato un mercato ad hoc per quanto riguarda l'acquisto delle attività di 3 miliardi. Noi contiamo nell'arco di un anno di arrivare a di ottenere 15k. I nostri competitors non ci sono solo questi, per il tempo abbiamo incluso solo questi, comunque non si basano sulle esperienze visive e non hanno un sistema di reward, quindi sono posizionati al di sotto di noi. Ci servono, abbiamo fatto
partiamo dal basso, dalla nicchia, quindi siamo partiti da dal sud Sardegna, diciamo dalla Sardegna. Ci servono circa 17k suddivisi in questa maniera, e 6k per la realizzazione sito web responsive, gli 8 per le campagne ADV e i 3, scusate, anche qui c'è stato un errore, per gli altri tipi di spesa. Grazie a loro.